Come mai sta lanciando queste rose? Sto lanciando queste rose come il funerale a questi meravigliosi alberi che erano perfettamente in vita, avevano 60 anni e hanno deciso di tagliarli. Non tagliate il nostro futuro, è questo l'ultimo appello di cittadini e associazioni di Martellago per salvare i pini di Via Olmo. Una protesta che però non ha fermato le motoseghe degli operatori, ha abbattuto i 2 alberi, i primi dei 6 che verranno rimossi per la sistemazione del marciapiede. Un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche del comune, in collaborazione con la Regione Veneto, come ricorda il sindaco Saccarola, approvato 2 anni fa e già presente nel masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico a firma dell'ex giunta Barbiero. Ma per i cittadini di Martellago l'abbattimento non è un'opzione. Oggi disponiamo di tecniche arboricoltura sufficientemente collaudate e sperimentate per porre rimedio ai danni eventualmente causati dalle radici degli alberi in generale. In questo caso poi dei 6 pini che stanno tagliando nessuno sta causando e ha causato danni significativi né ai marciapiedi né alle strade. Danni invece che il sindaco di Martellago riporta in una lunga lista, dai dossi causati dalle radici lungo la strada statale riasfaltata solo 2 anni fa, al pericolo creato in prossimità delle fermate dell'autobus e lungo il marciapiede a tratti spaccato di Via Olmo. Un progetto di abbattimento che vedrà al tempo stesso la piantumazione di 18 frassini in tutta l'area coinvolta, ma i cittadini non si fermano. Sicuramente faremo ricorso alla magistratura contabile e alla Corte dei Conti in quanto l'abbattimento non è conforme al regolamento comunale per la salvaguardia delle alberature stradali.